Le ganasce delle ruspe, che da oltre una settimana frantumavano incessantemente muri e pilastri di calcestruzzo degli edifici in Viale Verona, destinati ad essere abbattuti per fare posto alla TAV, ora sono fermi. Un silenzio surreale e un cantiere vuoto contrastano con la corsa contro il tempo programmata per completare i lavori più impattanti prima del ritorno del caos della viabilità nella zona ovest della città. Tra le macerie accumulate sul piazzale, a ridosso del cavalcavia dei ferrovieri, anche lastre di Eternit segnalavano da giorni i residenti. A verificare la grave denuncia i funzionari di diversi enti del Comune, del Dipartimento di Prevenzione dell'Usotto Berica e dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Parti di queste lastre, contenenti amianto usate per coperture, sono state effettivamente rinvenute senza che venissero adottati i necessari requisiti per il loro conferimento in discarica secondo rigide procedure codificate. Immediato il blocco del cantiere disposto da ARPAV in attesa di approfondimenti sulla vicenda. Una interrogazione al Comune è stata posta anche dai consiglieri comunali della coalizione civica Sinistra Verdi. Alcune attiviste di associazioni ambientaliste erano presenti al cancello del cantiere con la mascherina. Siamo con la mascherina per l'amianto, perché l'amianto fa paura solo sentirlo nominare. Oltretutto sentire che non sono lastre che sono state messe a conoscenza e quindi trattate come si dovevano, ma sono state anche frantumate. Noi come Boschi che Resistono e altre associazioni chiediamo da tempo che vengano fatti controlli sui materiali che vengono usati, sui materiali che vengono dalle demolizioni, come poi vengono trattati e dove vanno a finire. Non sappiamo cosa farcene delle promesse di IRICAV che va tutto bene, perché sono mesi e mesi che noi insistiamo che vengano fatte delle valutazioni sui materiali usati e soprattutto i materiali che verranno usati dopo, che possono contenere PFAS, gli acceleranti di cementificazione. Quindi se non c'è attenzione su queste cose così evidenti, dobbiamo preoccuparci.